Ci siamo dunque, seconda gara dell'8ª giornata per la Lega Scuole Superiori Marie Curie e Dinamo Volta. Squadre che stanno facendo ora il loro ingresso in campo. Marie Curie è punteggio pieno, le ha vinte tutte, già campione. Dall'altra parte la Dinamo Volta che dopo un grande inizio è andato calando sempre più, entrando nelle zone paludose della classifica. Oggi l'impresa sembra proibitiva sulla carta, vedremo cosa ci riserverà il campo. Intanto diamo un'occhiata alle due formazioni con il Marie Curie con il solito spiccio tra i pali, poi Casale, Scopelliti, Cannata e Carbonara. Dall'altra parte Dinamo Volta che risponde con Mazzola che torna fra i pali, poi Carra, Portioli, Pellegrinelli e Raganato, è 5 contro 5 senza riserve. Speriamo che sia spettacolo, tutto è pronto, siamo pronti anche noi. Raganato è dentro per Portioli, di nuovo al centro per Raganato che controlla, può calciare sul fondo. Poi Scopelliti, il tunnel su Carra che lotta, recupera il pallone servendo a Raganato che sbaglia il disimpegno, pallone che diventa buono per Scopelliti che butta giù la traversa. Lì Carra subito per Pellegrinelli, posizione di sparo, calcia Pellegrinelli, palo, poi Carra, palo anche per la Dinamo Volta, poi Carra dentro per Portioli, prova a restituirgli, il pallone non passa, adesso sì, spiccia con le mani, poi Carra punta, va in porta Carra, la sua conclusione viene ribattuta, poi lotta ancora Carra al limite, il tocco per Raganato, grande risposta di spiccia. Rimessa laterale ancora per la Dinamo Volta, Portioli dentro per Pellegrinelli, colpisce in pieno spiccia, pallone in calcio d'angolo. Sì. Poi Portioli, il tocco per Pellegrinelli che calcia, la respinta di spiccia, poi Raganato, calcia anche Raganato, la tocca spiccia, calcio d'angolo, è partito decisamente meglio la Dinamo Volta, il Dinamo Volta. Casale dentro per Cannata, ancora per Casale, non ci credo, calcia alto Casale a mezzo metro dalla porta. Punta Scopelliti, le finte, lo chiude Scopelliti, però è buono per Cannata che lo tiene in campo con il tacco, una gran palla per Casale, palo! Interno, clamoroso per il Marie Curie. Cannata prova a liberarsi, il pallone buono per Carbonara sul fondo, calcia male anche Carbonara. Passare quindi Portioli, Raganato dentro per Pellegrinelli, un po' troppo lunga, esce spiccia. C'è Scopelliti, quindi Casale, Portioli in anticipo, Portioli va via, al centro Portioli, pallone sull'esterno della rete, c'è un buco nella rete, attenzione. Attenzione, c'è un gol incredibile di Pellegrinelli che sblocca la partita a favore della Dinamo Volta sul rinvio sbagliato da Spiccia che lo colpisce in pieno, è 1-0 Dinamo Volta, uno squillo. Anzi, in realtà gli squilli ci sono stati prima, questo è un gol piuttosto casuale, ma la Dinamo Volta è meritatamente avanti. Pellegrinelli, Cannata si libera, Cannata, Raganato con un fallo, sembrava sul pallone Raganato che però non protesta, ha visto bene il signor Marocco. Scopelliti, 3 uomini in barriera, il tocco per Casale! E il gol del pareggio del Marie Curie con Casale, punizione battuta furbescamente da Scopelliti. Piattone chirurgico, è 1-1, tutto da rifare per la Dinamo Volta. Le finte di Scopelliti che prova ad andare dentro, chiuso, Pellegrinelli contropiede, dentro per Portioli, ancora per Pellegrinelli sul fondo. Quanti se ne sta mangiando oggi Pellegrinelli? Non si intendono i due, rimessa ma fischia 2 volte il signor Marocco, finisce il primo tempo 1-1. Il risultato anche questo abbastanza clamoroso tra la Dinamo Volta e Marie Curie, super spot. Gli istituti Coppa dei Licei. Pellegrinelli dentro per Raganato sul palo esterno di sostegno, riesce a tenere il pallone in campo, Carra si libera con una grande giocata, dentro il pallone per Pellegrinelli, addosso a Spiccia, ancora lì, poi Spiccia la prende. Altro gol divorato da Pellegrinelli che non sembra essere in giornata. Nome da portiere Giorgio. Portioli cerca una giocata complicatissima, perde il pallone, Scopelliti, 2-1 Marie Curie sull'erroraccio di Portioli che ha cercato una giocata troppo complessa, ha perso il pallone regalando un'autostrada a Scopelliti e da lì non sbaglia. 2-1 Marie Curie. Cannata non c'è fallo secondo il direttore di gara, Raganato va via, il tocco per Pellegrinelli, non ci posso credere, altro erroraccio di Pellegrinelli, alto sopra la traversa. Arra benissimo Raganato quindi che calcia sul fondo con un brivido per Spiccia. Raganato dentro per Pellegrinelli che la perde, allora Casale per il 3-1, Casale il tocco per Cannata, al centro per Casale. Eccolo il gol del 3-1 del Marie Curie dopo una brutta palla persa a centrocampo da Pellegrinelli, contropiede letale e 3-1. Poi il lancio per Casale, perfetto il lancio di Scopelliti sul taglio di Casale, diagonale di prima intenzione, 4-1, azione fantastica anche questa.
4-1 sul Marie Curie, sul velluto. Scopelliti si addormenta, perde il pallone, allora Pellegrinelli che alla fine trova il gol, la doppietta, il gol numero 17 in stagione che lo proietta al primo posto in classifica marcatore. È vero che Galizia giocherà dopo, vedremo. Tanto è 4-2. Casale, dribbling, Casale, accelera Casale, risalta tutti, Casale, la mette anche al centro, sull'esterno della rete. Segnala anche questa. Fischia 3 volte, signor Marocco, finisce 4-2 per il Marie Curie che trova l'ennesima vittoria. Super spot.